Signor Presidente del Consiglio regionale, autorità e graditissimi ospiti, è per me un piacere e un onore poter salutare a nome di tutta la Regione i 32 protagonisti dell'emigrazione regionale che oggi sono con noi, per ricevere un dovuto riconoscimento avendo onorato la terra d'origine con il proprio lavoro all'estero e aver così innalzato il valore del Friuli Venezia Giulia nel mondo. L'occasione è tanto più preziosa in quanto ci permette di confermare solennemente alcuni punti cardinali dell'azione della Regione, che guarda con particolare interesse ai corregionali all'estero di prima o successive generazioni, i quali hanno avuto la capacità di emergere nel paese che li ospita in un ampio ventaglio di settori, dalla cultura alla scienza, dall'economia alla politica. Questi nostri corregionali sono le eccellenze che con la loro esperienza, i buoni contatti con le istituzioni locali, la capacità organizzativa, possono essere considerati i nostri ambasciatori e favorire così i contatti della Regione con le istituzioni dei paesi e delle regioni estere, ai fini di una reciproca promozione economica e culturale. Ho già avuto modo di sottolineare che ai nostri corregionali va riconosciuto il ruolo di antenne all'estero e che i nostri emigranti possono e devono aiutare il Friuli Venezia Giulia a farsi conoscere e a recuperare la credibilità e gli spazi politici ed economici che merita. Il loro coinvolgimento e supporto può dunque essere di aiuto nel rafforzamento delle relazioni internazionali della Regione e quindi di promozione del sistema Friuli Venezia Giulia, come peraltro indicato nel documento di indirizzi generali in materia di attività internazionale della Regione, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2014. Ma ci preme anche mantenere viva una pagina di storia delle nostre terre e il legame con i corregionali all'estero è fondamentale affinché non sia recisa la continuità della memoria, spesso fatta di successo e orgoglio, ma tante volte anche di dura necessità e silenziosa sofferenza. Ecco perché siamo consapevoli dell'importanza di coltivare uno stretto legame, anche tramite strumenti innovativi, con le nuove generazioni di coloro che sono emigrati. È questo il lavoro che la Regione ha intrapreso attraverso le 6 associazioni di rappresentanza delle migrazioni del Friuli Venezia Giulia per non disperdere l'identità delle comunità dei corregionali all'estero. Ricordare la lunga storia dell'emigrazione, delle andate e dei ritorni, degli strappi e delle ricongiunzioni, ritengo sia un modo per inchinarsi alla schiera dei figli di questa terra, da qui partiti alla ricerca di un destino migliore. Credo sia anche un modo per ricordare a noi stessi che la condizione di regione avanzata a livello europeo è un acquisto assai recente e che abbiamo con tutte le forze dobbiamo con tutte le forze continuamente riguadagnarci questo rango, oggi più che in altre occasioni messo a rischio dalla crisi globale dai suoi riflessi sul nostro territorio. Basti ricordare che fino a tutti gli anni 60 l'emigrazione è ancora percepita dalla società regionale come un grave e doloroso problema sociale, umano ed economico, come un fattore di impoverimento delle risorse umane e di alterazione della distribuzione della composizione demografica. Al momento dell'istituzione della Regione Friuli Venezia Giulia, esattamente 50 anni fa, il primo programma regionale di sviluppo economico e sociale include tra gli obiettivi la rimozione delle cause dell'emigrazione e la sua conseguente eliminazione. Tra le prime in Italia, la Regione Friuli Venezia Giulia assume iniziative legislative e un impegno nei confronti dei propri emigrati, costantemente mantenuto anche in seguito. Nel 1969 si tiene la prima conferenza regionale dell'emigrazione, seguita dall'adozione di 2 leggi regionali nel 1970 e nel 1976. Il timore che il terremoto del 1976 provochi una ripresa dell'emigrazione dalle aree colpite risulta infondato ed anzi ben presto ci si rende conto che si è verificato un cambiamento che segna la fine del fenomeno storico dell'emigrazione. L'onda migratoria si è arrestata. La Regione prende tempestivo atto dei mutamenti ed adegua i propri strumenti di intervento. Nel 1979 è convocata la seconda conferenza regionale dell'emigrazione e nel 1980 la Regione promuove un'importante ricerca di prima mano sui rimpatriati del decennio precedente, basata sui dati delle 11.000 famiglie, circa 27.000 persone, alle quali è stata erogata l'indennità di prima sistemazione prevista dalla legge regionale del 1970, nonché su 1.500 ampie interviste effettuate su un campione di rimpatriati distribuito in tutta la Regione. Ne risulta un quadro che modifica notevolmente l'immagine tradizionale dell'emigrato e del contesto socio-economico in cui è inserito. Si tratta in prevalenza di persone in età attiva, in molti casi con un buon livello scolastico e professionale, il cui rimpatrio è stato generalmente programmato e che spesso trovano nell'area di origine un positivo ed adeguato inserimento lavorativo.
Nel contempo l'indagine mette in luce una serie di aspetti problematici presentati dal reinserimento nel contesto regionale dei nuclei familiari emigrati, aspetti sociali, abitativi, legati alla scolarità dei figli, alle donne e ai pensionati. Sempre nel 1980 è approvata la riforma degli interventi regionali in materia di immigrazione, la legge regionale numero 51, che rappresenta una svolta importante ed un esempio seguito poi anche da altre regioni. Alla precedente impostazione assistenziale viene sostituita l'individuazione di due obiettivi molto precisi. Da una parte il sostegno sociale ed economico volto al reinserimento di coloro che rientrano in patria, dall'altra il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati all'estero, nei paesi di accoglimento. Lo strumento è rappresentato da un pacchetto di progetti specifici: casa, scuola, lavoro per i primi, iniziative informative, culturali, sostegno all'associazionismo per i secondi, da aggiornare ed adeguare continuamente attraverso una programmazione annuale. Questa legge, applicata per oltre 2 decenni, fino a tutto il 2002, si è rivelata lungimirante ed ha dato notevoli risultati. Nel 2002 è infine approvata la legge regionale numero 7, nuove norme in materia di corregionali all'estero e di rimpatriati, entrata in vigore il 1 gennaio 2003, che innova gli interventi regionali e nello stesso tempo conferma l'impegno in questo settore, ampliando in particolare la visione dei corregionali all'estero, che da semplici destinatari di interventi informativi e culturali divengono anche protagonisti della promozione della regione nei paesi in cui vivono. La nuova legge riconosce così l'avvenuta stabilizzazione delle comunità dei corregionali nei paesi di residenza e si prefigge di valorizzare il ruolo di tramite che esse possono svolgere tra i loro paesi e la terra d'origine. Le dinamiche di flusso negli ultimi 13 anni si sono infatti ridotte quantitativamente. Permane un fenomeno di rientri legati all'emigrazione del passato, soggetto ad un andamento piuttosto costante, anche se a tratti influenzato da fattori esterni, quali situazioni di crisi economica nei paesi di destinazione. Questi rientri, volontari o forzati, non si sono mai esauriti e continuano tuttora al ritmo di alcune migliaia all'anno, alimentati dalle dimensioni delle comunità di corregionali in varie aree europee ed extraeuropee. Essi rappresentano una componente attiva del saldo complessivo della popolazione, del quale contribuiscono ad attenuare i valori negativi. Se generalmente appaiono ben assorbiti dalla società regionale, non si deve tuttavia incorrere nell'errore di considerare insignificante il problema del reinserimento dei rimpatriati, che presenta sempre una serie di risvolti sociali ed economici che necessitano di specifici interventi. Un esempio per tutti: i corsi di sostegno per i figli dei rimpatriati, unico strumento di intervento concreto verso il disagio scolastico di chi proviene dall'estero. Il flusso dei rimpatri appare dunque attualmente caratterizzato da una certa stabilità e rappresenta per la Regione un fenomeno positivo dal punto di vista demografico. Tuttavia non si deve sottovalutare la possibilità che situazioni di crisi economica e sociale nei paesi esteri inducano nuovi flussi di rimpatri forzati, indotti cioè dalla perdita del posto di lavoro da necessità economiche. Nel 2002, ad esempio, la grave crisi che ha colpito l'Argentina ha infatti prodotto in quel paese un improvviso incremento delle richieste di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti degli emigrati italiani. Si è così dimostrata la necessità che la Regione disponga in ogni momento di strumenti di intervento atti a fronteggiare con la collaborazione dei comuni anche possibili situazioni di emergenza. Per dare un valore aggiunto alle potenzialità rappresentate dai nostri corregionali all'estero è nato un progetto, a seguito dell'incontro promosso dal Ministero degli Esteri nel 2010 a Villa Manin, tra i protagonisti italiani nel mondo, finalizzato a costituire una rete di eccellenze con i nostri corregionali all'estero, alla cui guida vi è una cabina di regia. Questa cabina di regia è formata da 24 persone di età diverse, con differenti esperienze e residenti in paesi diversi fra loro. Il gruppo dei protagonisti ha promosso un flusso dinamico di collegamenti e scambi di informazione tra la Regione e altri paesi. Sarà importante dare un ruolo più preciso a questa positiva realtà, al fine di creare le condizioni per cui la scelta dei testimonial dell'amministrazione regionale sia percepita come strumento utile da tutti. Un cenno particolare va anche rivolto ai giovani corregionali, di prima e successive generazioni, i quali rappresentano la speranza e la continuità per mantenere vivi i legami con la terra d'origine. A questo proposito va sottolineato che il rapporto con la terra d'origine deve essere reciproco, osmotico, non certo unilaterale. In molti casi non possiamo più parlare di emigrati, ma di cittadini canadesi, australiani, statunitensi, di origine friulana o giuliana. Il loro interesse nei confronti della terra d'origine, per quanto solidamente nutrito, è sicuramente diverso e peculiare e di ciò va tenuto conto.
L'attenzione oggi va rivolta anche ai nostri giovani, espressione della cosiddetta nuova mobilità. Si tratta di giovani, per lo più di livello culturale elevato, che cercano nuove opportunità di studio o di lavoro all'estero e verso i quali le associazioni potrebbero dare, ove necessario, un sostegno al fine di fargli superare le prime oggettive difficoltà di inserimento. Oltre al sostegno delle attività degli enti, associazioni ed istituzioni dei corregionali all'estero, con un intervento di 900.000 euro, la Giunta ha deliberato un pacchetto di 5 priorità di intervento, tra cui la realizzazione della 5ª conferenza dei giovani corregionali dell'Africa e della 4ª conferenza dei protagonisti corregionali nel mondo, nel Sudafrica. Tra gli interventi, oltre a quelli di sostegno al reinserimento dei rimpatriati per il raggiungimento del minimo pensionistico, per la traslazione delle salme di corregionali deceduti all'estero, con intervento diretto l'amministrazione regionale ha finanziato la realizzazione della 14ª edizione del corso Origini 2014, ovvero viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale aperto ai giovani discendenti di corregionali all'estero, promosso dal consorzio MIB School of Management di Trieste. Sempre con intervento diretto, la Regione sostiene la realizzazione della 5ª edizione del corso di perfezionamento Valori identitari e imprenditorialità, a favore di giovani discendenti di corregionali all'estero, organizzato dal Dipartimento Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Udine, ed iniziative in Montenegro per promuovere le relazioni con le associazioni dei corregionali all'estero presenti nel sud-est Europa, con il coordinamento del Servizio regionale corregionali all'estero e lingue minoritarie unitamente all'ERAPLE, l'ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati di Udine. Inoltre viene sostenuto un progetto del convitto Paolo Diacono di Cividale. L'intervento più corposo riguarda la realizzazione della 5ª conferenza dei giovani corregionali dell'Africa e della 4ª conferenza dei protagonisti corregionali nel mondo. Nell'ambito di quest'ultima si terrà la già citata cabina di regia in Sudafrica, con il coordinamento del servizio regionale e dell'Associazione Giuliani nel mondo di Trieste. Pur a fronte di notevoli carenze di risorse, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha mai voluto far mancare i contributi per questo tipo di iniziative e anche nel prossimo futuro si impegnerà ad assicurarne la continuità. Sono occasioni importanti non solo per i nostri giovani, che oggi vivono in altri paesi e altre realtà, ma per la stessa Regione, che di emigrazione, come abbiamo visto, è a lungo vissuta e che oggi vuole mettere a frutto su nuove basi il rapporto con questi moderni ambasciatori nel mondo. Desidero infine, ancora una volta, ringraziare i corregionali all'estero che con il loro lavoro, l'etica e lo spirito di sacrificio hanno contribuito a diffondere un'immagine positiva dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia nel mondo, con l'augurio che la società italiana riesca ad avere finalmente chiara la percezione di quanto la notorietà e il prestigio del nostro Paese dipendano anche dalla presenza dei connazionali all'estero. La medaglia di benemerenza che sarà consegnata nel corso di questa seduta ai protagonisti dell'emigrazione è un simbolo, il simbolo di un legame che non si è spezzato e di un dialogo vivo e attuale che continua ad alimentarsi. Sono orgogliosa di poter aggiungere a una trama di relazioni umane il suggello dell'istituzione. Il grazie del Friuli Venezia Giulia.